Buongiorno e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di oggi. Oggi in tutta Italia lo sciopero dei magistrati contro la riforma della giustizia, manifestazioni e assemblee pubbliche in tutte le città per protestare contro la separazione delle carriere. La nuova segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, a Catania incontra la politica e le istituzioni e illustra le proposte del sindacato per il rilancio della Sicilia e del Paese. Inchiesta Mercurio, spunta un altro deputato regionale tra le carte dell'operazione che ha portato in carcere l'ormai ex capogruppo dell'MPA all'Ars Giuseppe Castiglione. L'identità del nuovo politico non è ancora nota. Soldi per non diffondere materiale sessualmente esplicito, scoperta dai carabinieri di Trapani una truffa online ai danni di decine di vittime in tutta Italia, 3 arresti. Pedofilia, impressionanti i numeri del report 2024 dell'associazione Meter. Preoccupa il dato crescente delle mamme che abusano dei loro bimbi. Don Fortunato di Noto, non possiamo restare indifferenti. Fame, freddo e condizioni igienico-sanitarie disastrose. Protestano i detenuti del carcere di Agrigento. In 55 hanno firmato una lettera inviata al garante nazionale e al ministro della giustizia. È giovedì grasso, il carnevale arriva anche in tavola. Tante le tipicità golose nella nostra isola. Dal sugo con la pasta e 5 buchi alle chiacchiere, ecco tutte le specialità di Ragusa. Il calcio, uomini contati per Toscano in vista della partita di domenica con il Foggia. Il Catania però non può sbagliare in ottica play-off. Nubi sempre più dense sul futuro del Messina, ancora nessun versamento da parte di AAD Invest. Bentrovati, oggi in tutta Italia lo sciopero dei magistrati contro la riforma della giustizia. Previste manifestazioni e assemblee pubbliche in tutte le città per protestare, tra le altre cose, contro la separazione delle carriere. Francesco Triolo. Uno sciopero a difesa della Costituzione, così i magistrati italiani si sono mobilitati oggi per lo sciopero proclamato dall'ANM contro la riforma costituzionale della giustizia, già approvata in prima lettura alla Camera dei Deputati, che prevede la separazione delle carriere, le modifiche al CSM e l'istituzione dell'Alta Corte Disciplinare. Uno sciopero nazionale che ha registrato adesioni anche in Sicilia. In tutte le corti d'appello i magistrati hanno organizzato incontri con i cittadini con lo scopo di spiegare le ragioni del no. Si cerca di cambiare l'assetto della magistratura, separando le carriere, istituendo un'alta corte disciplinare e anche istituendo il sorteggio per l'elezione del Consiglio Superiore della Magistratura, che in questo momento è l'organo che garantisce l'indipendenza della magistratura. Nessuno che interviene sulla lentezza dei processi, sull'inefficienza del processo, sul miglioramento del servizio giustizia per i cittadini. Il nodo principale è quello della separazione delle carriere, tema sottolineato anche a Messina, dove l'aula magna della Corte d'Appello è stato il teatro dell'incontro con cittadini, avvocati, esperti di diritto. No alla separazione delle carriere perché il pubblico ministero e il giudice devono appartenere allo stesso ordine costituzionalmente garantito e alla giurisdizione, perché il pubblico ministero è proprio il primo magistrato che incontra il cittadino. A Palermo ha scioperato il 70% dei magistrati del distretto di Corte d'Appello, che comprende anche le sedi di Agrigento, Trapani, Sciacca e Termini Imerese, e confronto con i cittadini in Piazza della Memoria, nei pressi del Palazzo di Giustizia. Il disegno di legge per la riforma costituzionale è ora in discussione al Senato. Per la modifica di una norma della Costituzione sono previsti 4 passaggi parlamentari, 2 alla Camera e 2 al Senato. La nuova segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, a Catania incontra la politica e le istituzioni e illustra le proposte del sindacato per il rilancio della Sicilia e del Paese. Luca Ciliberti. Welfare, industria, sanità, lavoro sono alcuni degli ambiti in cui la CISL vuole incidere con le proprie proposte, partecipando al processo democratico e politico del Paese. Su tutti la proposta di legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori alle imprese, presentata proprio dalla CISL e che ha avuto un primo via libera dalla Camera. Noi abbiamo lavorato tanto su questa nostra proposta perché abbiamo pensato dal primo momento che dare attuazione all'articolo 46 della Costituzione fosse davvero la riforma
riforma della quale il nostro Paese ha bisogno. Auspico che nel prosieguo, quindi al Senato, possa ricomporsi tutti i parlamentari possano e tutti i senatori possano votare questa legge, perché non è una legge di bandiera. La CISL, oltre al piano complessivo, ha presentato 6 proposte di immediata realizzazione con fondi comunitari e regionali. Sono proposte di natura partecipativa che vengono realizzate assieme alle federazioni, alle nostre unioni sindacali locali, assieme ai nostri coordinamenti. In particolare abbiamo proposte di medio, lungo e breve periodo. Le idee sono la creazione di un centro d'eccellenza per la formazione relativa all'intelligenza artificiale, un accordo di programma quadro sulla legalità, l'attuazione della continuità territoriale in relazione alle condizioni di insularità riconosciute dal Parlamento europeo, la riforma del welfare con doti e distretti sanitari di effettiva personalità giuridica e poi l'avvio di un percorso legislativo finalizzato alla piena attuazione dello Statuto siciliano e ancora il versamento dell'imposta sui redditi delle società per le imprese che operano in Sicilia ma hanno sede legale altrove. È spunto un altro deputato tra le carte dell'operazione Mercurio che ha portato in carcere 19 persone, tra cui Giuseppe Castiglione. Manlio Viola. Da dipendente di Sostare, la società catanese che gestiva le strisce blu, poi confluita in AMTS, quella di trasporto pubblico, a emissario dei boss nel mondo della politica. E Domenico Colombo, il personaggio chiave dell'inchiesta Mercurio nella parte che riguarda il deputato regionale autonomista Giuseppe Castiglione. È lui l'anello di collegamento che Castiglione ammette di conoscere quello che i magistrati non credono e che il deputato non fosse a conoscenza dei rapporti di Colombo con le cosche. Si gioca tutta qui la partita e il discrimine è capire se il deputato sapesse con chi aveva a che fare oppure no. E secondo gli inquirenti le intercettazioni ricostruiscono un quadro che lascia pensare che lo sapesse bene. Ma l'inchiesta Mercurio non si ferma a Castiglione. Un altro deputato regionale potrebbe essere presto coinvolto nell'indagine sui rapporti fra mafia e politica e si tratterebbe di un uomo del PD. Un ex segretario provinciale proprio del PD, secondo gli inquirenti, avrebbe incontrato il capomafia Mendolia e con lui c'era il sindaco di Ramacca, Nunzio Vitale, e un deputato regionale Dem. Il sindaco Vitale è uno dei 4 politici arrestati nell'operazione Mercurio, ma gli inquirenti non sono ancora riusciti a risalire al deputato PD che era presente a quell'incontro. Un uomo che siede fra gli scranni di Sala d'Ercole e al quale la DDA di Catania dà la caccia, se non altro per capire quanto fosse coinvolto e quanto a conoscenza del ruolo della persona che incontrava fosse. Intanto continuano gli interrogatori di garanzia degli arrestati. Il GIP dovrà concluderli entro domani per legge e proprio domani dagli interrogatori potrebbero uscire ulteriori dettagli per il prosieguo dell'inchiesta. Almeno così sperano dalla DDA. Un'operazione a largo raggio e che ha interessato tutta la penisola, quella effettuata dai carabinieri di Trapani e che ha messo in luce una truffa online ai danni di decine di vittime. Gli indagati costringevano le vittime a versare denaro con la minaccia di diffondere materiale multimediale dal contenuto sessualmente esplicito che si facevano inviare. Il servizio di Laura Spanò. Sembra amore, invece è un raggiro. Si chiamano love scam, truffe amorose online, allo scopo di estorcere denaro che lasciano non solo conti bancari a secco ma anche cuori spezzati. L'ultima ha portato alla luce almeno 50 estorsioni, 60 truffe e decine di vittime in tutta Italia. 3 gli arrestati, tra loro un pensionato settantenne di Castellammare del Golfo. Gli altri 2 operavano sotto false spoglie da Livorno e Cosenza. Dopo averle adescate online, le vittime, spesso donne sole, venivano circuite con un corteggiamento assiduo. Acquistata la fiducia, i 3 si facevano inviare foto e video compromettenti. A quel punto scattava il ricatto: o paghi oppure le immagini sarebbero state diffuse. I carabinieri del comando provinciale di Trapani, della sezione criptovalute del comando antifalsificazione monetaria di Roma, coordinati dalla procura di Trapani, hanno appurato anche che il denaro veniva poi reinvestito nell'acquisto di bitcoin o altre criptovalute. Le truffe del cuore sono più diffuse di quanto si possa immaginare. Nel 2021 le vittime sono state più di 300, con un giro di 4,5 milioni di euro. A cadere nel tranello del finto amore anche personaggi eccellenti come l'imprenditore veneto Claudio Formenton o il pallavolista Roberto Cazzaniga, la showgirl Flavia Vento sedotta da un finto Tom Cruise e anche Pamela Prati con il famoso caso del fantomatico Mark Caltagirone. È
E sono numeri preoccupanti quelli che emergono dall'ultimo report di Meter presentato oggi ad Avola nel siracusano. La fascia d'età più abusata è 8-12 anni, ma preoccupa anche l'intelligenza artificiale. Francesca Loi. È la fascia che va dagli 8 ai 12 anni, quella che fa più gola ai pedofili. Il dato emerge dall'ultimo report di Meter, ma non vengono risparmiati nemmeno i neonati, abusati anche subito dopo la nascita. Lei diceva che c'era un neonato addirittura col cordone ombelicale ancora attaccato. Sì, ma non solo, era in un fasciatoio, si vede, di una sala operatoria, di una sala dove la mamma sicuramente avrà partorito. Oltre 2 milioni i video segnalati, il 220% in più rispetto al 2023. America ed Europa sono i continenti dove il materiale pedopornografico viaggia con più facilità. E poi c'è Signal, l'app preferita dai pedofili. Perché garantisce attraverso la crittografia l'anonimicità assoluta, cioè dire la privacy assoluta. Ad abusare dei minori però spesso sono anche le madri. È il fenomeno del pedomama che continua ad avanzare e preoccupare, ma fa paura anche l'intelligenza artificiale. Dato che può utilizzare delle immagini già di bambini abusati, video o foto, e realizzare ulteriore amplificazione invasiva. Meter e Polizia Postale viaggiano a braccetto, una stretta collaborazione che ha un obiettivo: fare luce sull'oscuro della rete per ostacolare la pedopornografia. Purtroppo le legislazioni nel mondo non sono uniformi, ci sono molti paesi che lasciano delle maglie larghe in questo senso. Il Ministero della Salute boccia la sanità siciliana per i livelli essenziali di assistenza. Nell'ultimo report male, prevenzione, vaccini per i bambini e screening. Giusy Lazzara. Non va bene, sempre più nell'occhio del ciclone, la sanità siciliana che riceve la bocciatura anche il Ministero alla Salute. Questa volta non è il numero dei posti letto contestati alla Corte dei Conti, ma i livelli essenziali di assistenza, i LEA. La Sicilia è agli ultimi posti, seguita da Calabria e Valle d'Aosta per prevenzione riferita alla copertura vaccinale nei bambini al di sotto dei 2 anni per polio, difterite, tetano e per tosse. Buco nero anche per gli screening, con Trapani, dove per un referto istologico si deve aspettare 8 mesi. A denunciarlo un paziente oncologico che ha presentato un esposto alla procura di Mazara del Vallo. Per questo la regione siciliana ha ricevuto un richiamo dal governo nazionale. La rete sanitaria territoriale rimane il punto debole della nostra organizzazione sanitaria regionale. La rete ospedaliera siciliana è ferma in attesa di una sua rimodulazione che tarda ad arrivare. Nel frattempo incombe la legge sulle autonomie differenziate che non può che peggiorare l'attuale quadro siciliano. Il 12 marzo l'assessore regionale alla salute Daniela Faraoni sarà all'ARS in commissione sanità. Intanto le opposizioni tuonano con il Movimento 5 Stelle che chiede una seduta d'aula. Unico dato positivo per la sanità regionale che va meglio per interventi e ricoveri. La Sicilia infatti è la migliore del sud d'Italia. Detenuti al gelo e senza cibo, scoppia la protesta nel carcere di Agrigento. Davide Sardo. Fame, freddo e condizioni igienico-sanitarie disastrose, proteste il carcere Pasquale Di Lorenzo ad Agrigento. Una lettera firmata da 55 detenuti è stata inviata al garante nazionale e al ministro della giustizia. A scatenare le tensioni è stata una circolare del provveditore regionale Maurizio Veneziano che vieta giubbotti imbottiti, lenzuoli di pile e alcuni alimenti di base come farina, lievito, salumi e formaggi, classificandoli come beni di lusso. Per i carcerati invece si tratta di beni essenziali per affrontare l'inverno e non solo. È stato denunciato il sovraffollamento con celle in cui si dorme in 3 sul letti a castello e poi bagni privi di porte e lavandini usati sia per igiene personale che per pulire le stoviglie. L'acqua calda è una rarità, acqua gelida quasi sempre. E poi gravi carenze igieniche tra infestazioni di topi, blatte e scarafaggi. La condizione strutturale del carcere di Agrigento è simile a molti istituti della regione. Purtroppo decenni di mancati interventi strutturali hanno generato il decadimento. Sappiamo che il provveditore sta ponendo in essere
e delle ricognizioni per intervenire sulle situazioni più difficili, e sicuramente sarà anche per Agrigento. L'appello è chiaro, serve un intervento immediato da parte delle istituzioni per ripristinare condizioni di vita dignitose dietro le sbarre. La Guardia di Finanza di Catania ha scoperto una frode fiscale da 100 milioni di euro di un'azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti che non venivano trattati prima del conferimento. Giusy Lazzara. I finanzieri di Catania, da una verifica fiscale su una società per azioni con sede legale a Catania del settore del trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi, ha scoperto una maxi evasione da 100 milioni di euro. A conclusione dell'ispezione, i militari hanno denunciato il titolare dell'azienda e i rappresentanti della società che, secondo gli inquirenti, hanno emesso fatture false con dichiarazioni fraudolente e operazioni inesistenti. L'attività ispettiva ha preso il via da un'indagine di polizia giudiziaria che aveva portato alle misure cautelari per 9 persone, tra cui il legale rappresentante della società e i suoi familiari e collaboratori, a vario titolo indagati per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, frode nelle pubbliche forniture e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Le Fiamme Gialle hanno accertato che dal 2018 al 2020 i rifiuti organici conferiti in discarica venivano riversati direttamente nelle vasche senza subire il necessario trattamento di biostabilizzazione, ottenendo così maggiori guadagni. Scoperta la sovraffatturazione per lavori di realizzazione di una nuova discarica. Nel corso delle indagini è anche emerso che dopo aver incassato fatture gonfiate della società, le imprese emittenti provvedevano a restituire parte del corrispettivo fatturato in contanti. E torniamo a parlare della tragedia del Baiesan. Questa mattina benemerenza consegnata ai vigili del fuoco di Palermo che intervennero sul veliero affondato nelle acque di Porticello. Marco Gullà. Nel giorno in cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco compie 86 anni, a Palermo oggi in prefettura è stata consegnata la medaglia e il diploma di benemerenza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo per l'intervento compiuto durante l'affondamento del veliero Baiesan avvenuto lo scorso 19 agosto al largo di Porticello, in cui morirono 7 persone. Un onore ricevere questa benemerenza e per noi è stato un intervento complesso che ha messo veramente a frutto il sistema nostro organizzativo che è fatto di tante componenti ed è veramente un gioco di squadra. Intervento che ha poi riguardato varie altre componenti del Corpo Nazionale in tutta Italia, questa è un'eccellenza che la nostra nazione ha. Giorni di lavoro intensi, straordinari, un lavoro complesso ma alla fine portato a termine con grande successo. Ringrazio per la benemerenza e il riconoscimento che il Comando di Palermo ha ricevuto per questo intervento specifico, ma io dedico questa benemerenza ai Vigili del Fuoco di Palermo per tutto quello che fanno quotidianamente durante l'anno. E le procedure per il recupero del Baiesan, inghiottito dal mare di Porticello, inizieranno il 20 aprile e si concluderanno il 10 maggio. Oggi giovedì grasso, il carnevale arriva anche in tavola, tante le tipicità golose nella nostra isola, ecco cosa propone Ragusa. Veronica Barbarino. Giovedì grasso, al via il carnevale, anche in tavola, ed ecco stufare in pentola, nella zona iblea della Sicilia, sugo, cotenna, lardo e salsiccia da accompagnare ai ravioli con la ricotta vaccina, a Ragusa rigorosamente dolce. Il nostro piatto tipico di carnevale è un retaggio della cultura contadina che a pochi giorni dall'inizio della Quaresima era solita uccidere il maiale, che solitamente veniva allevato in cortile di casa, e poi si cucinava in tutte le sue parti. Oltre ai ravioli noi utilizziamo sempre per carnevale anche maccheroni, naturalmente con abbondante sugo e maiale. E anche a carnevale sulle tavole ragusane non può mancare la tipica scaccia, per l'occasione ripiena di ricotta e salsiccia, e il dolce rigorosamente fritto. Non possono mancare a carnevale le chiacchiere, possono fare ricoperte di cioccolato semplici e ricoperte di cioccolato bianco. Sono fatte con una farina 00, olio di girasole, rum, vino e lievito.
In accoppiata a Carnevale si possono anche mangiare le cassatine di ricotta con cannella, con limone o cioccolato. E poi non possono mancare la pasta 5 buchi, la pignolata palermitana, l'agnellone. Nella nostra bella isola ogni occasione è buona per deliziare il palato. E adesso una pausa, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio, pochissima scelta per Toscano in vista della partita di domenica con il Foggia, servirà forse qualche adattamento a centrocampo. Il Catania però non può sbagliare, le vittorie nel 2025 sono solo 2 e bisogna conservare la zona play-off. Marco Carli. Una decina di indisponibili fra squalificati e infortunati e 3 giocatori che si stanno reinserendo in gruppo di Gennaro, Lunetta e Allegretto. Questa è la situazione in casa Catania in vista della sfida interna con il Foggia di domenica. Praticamente mezza squadra fuori in un perdurante malumore caratterizzato dai risultati insoddisfacenti, appunto dalla lunga serie di infortuni, dal gioco che latita e dagli arbitraggi. Toscano, finito anche lui da qualche tempo sul banco degli imputati, si ritrova comunque un'altra settimana in cui dover raschiare il fondo del barile, mentre sperava di arrivare prima o poi ad una normalità che non sembra appartenere al Catania quando mancano ormai solamente 2 mesi alla fine della stagione regolare. E allora ecco che davanti a Dini, uno dei migliori di questa fase insieme ad Inglese e Guglielmotti prima dei rispettivi infortuni, c'è una difesa che con lo squalificato Ierardi dovrebbe rivedere Quaini del primo e Giega con alternativa Allegretto insieme a Del Fabbro. A centrocampo out di Tacchio, doppia frattura alle costole, Guglielmotti distrazione miotendinea, Frisena prenderà il posto del primo come è successo ad Altamura. Per il secondo c'è Raimo, ma bisognerà vedere chi andrà a sinistra. Celli out, Lunetta è appena rientrato, in caso c'è pronto Luperini al centro con Frisena adattato a destra e Raimo a sinistra. In avanti stessi uomini di Altamura con Corallo alternativa per Montalto, poi De Paoli e Jimenez. Da lui, abbiamo visto anche in Puglia, dipendono più che mai le sorti del Catania, considerate anche le assenze di Stop e Dal Monte. Il Messina e il Trapani sono attesi entrambi a una trasferta in Puglia, Monopoli per i giallorossi, la capolista Cerignola per i Granata, ma lo sguardo è rivolto soprattutto all'extracampo, soprattutto quello del Messina. Francesco Triolo. Più passano i giorni, più le nubi sul futuro del Messina si addensano, perché al di là delle parole pronunciate dal presidente Stefano Alaimo all'uscita dall'incontro convocato dal sindaco nello studio del notaio che ha redatto l'atto di cessione, i fatti ad oggi dicono che non sarebbe ancora avvenuto alcun versamento di soldi da parte di AAD Invest nel conto della società. In città prevale il pessimismo nell'ambiente sportivo in attesa proprio di fatti concreti e alla luce anche degli sviluppi che si stanno prefigurando in campionato, con una penalizzazione certa tra i 2 e i 4 punti e la possibile esclusione di Taranto e Turris, a proposito delle quali c'è da registrare come i pugliesi si sono visti rinviare dalla Lega la partita di sabato contro il Crotone, un segnale non rassicurante visto che la procura della FIGC sta notificando gli avvisi di conclusione indagini ai club che non hanno rispettato la scadenza del 17 febbraio per i pagamenti di stipendi, ritenuti e contributi, come il Messina. In tutto questo la squadra giallorossa è attesa alla difficile trasferta di Monopoli, dove il tecnico Banchieri non potrà contare sullo squalificato Krapikas, fermato per 3 giornate, e sugli infortunati Lia e Ingrosso. Guarda gli sviluppi extracampo anche il Trapani, visto che la classifica verrebbe ridisegnata. Intanto, dopo la vittoria di Messina, la formazione granata è attesa alla seconda trasferta consecutiva, domenica in casa della capolista Cerignola, una partita dal grado di difficoltà più alto rispetto a quella del Francoscoglio, ma Vincenzo Torrente sta lavorando per la seconda settimana di fila con la squadra per allungare la striscia dei risultati positivi, saliti a 4 proprio a Messina. E per questa edizione del TG Sicilia è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.